Ciao dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Oggi vi parlo di bruchi perché finalmente le farfalle volano, depongono. Eccone qua una che sta cercando di capire se questa è la pianta giusta dove deporre le uova. Oggi vi parlo di due tipi di bruchi molto diversi. Uno è un bruco di una falena ed è qui, è una falena del Madagascar, si chiama Anterina suraca, un saturnide. È una famiglia di farfalle, di falene giganti, alcune sono proprio le più grandi del mondo, e quindi anche i bruchi sono di notevoli dimensioni. Questi bruchi ci parlano prima di tutto delle loro strategie per la loro sopravvivenza, per esempio il loro colore. Se voi notate il colore di base scuro, poi fa vedere molto bene dei tubercoli colorati. Questi tubercoli, che si chiamano scoli, portano alla fine di solito o delle setole oppure delle spine, anche velenose, o a volte appunto dei peli urticanti. Ecco che sta cercando di capire se è la pianta giusta. Piccoli fuori programma perché ovviamente siamo in mezzo a una sera con tante farfalle che vengono a guardare cosa stiamo facendo. Questi bruchi quindi hanno questi tubercoli colorati proprio per avvertire i predatori che sono dei bruchi armati e quindi protetti da questi peli urticanti, come dicevo, queste spine che possono essere velenose. Pensate che nei saturnidi esiste anche una specie talmente pericolosa che può essere letale anche per l'uomo, ma non abbiate paura, vive solamente in Venezuela per quanto ne sappiamo. I bruchi vivono anche qualche mese perché loro hanno bisogno di tempo per poter crescere, perché è lo stadio in cui l'animale può aumentare di dimensioni. E qua ne vedete un po' che stanno divorando avidamente la foglia su cui stanno crescendo. Qui invece abbiamo dei bruchi della farfalla papilio. Sono bruchi molto diversi. Le papilio sono delle farfalle diurne, molto conosciute per la loro bellezza. Eccola qua che mi sta girando, questo è un papilio demodocus per esempio. Ecco, infatti sta venendo a vedere se può lasciare qualche piccolo uovo su questa pianta di limone che è la pianta nutrice dei suoi bruchi. Qui abbiamo dei bruchi molto diversi. Allora, quando sono piccoli questi bruchi somigliano a degli escrementi di uccello per difendersi prima di tutto dai loro più acerrimi nemici che sono appunto gli uccelli insettivori, e sembrare un loro escremento è un'ottima strategia per non attirarli. E superata una certa dimensione non può più sembrare un escremento perché sarebbe poco credibile, allora cambia di colorazione. Qua abbiamo un esemplare verde, come potete notare si mimetizza benissimo sulla foglia verde, quindi un mimetismo criptico, non sembra più un escremento. In più la parte anteriore somiglia alla testa di un serpentello, quindi con due finti occhi, magari per intimorire ulteriormente un potenziale predatore. Un'ulteriore difesa di questi bruchi di papilio è un organo chiamato osmeterio. Sono come due cornetti teneri, sembrano fatti di gomma, che vengono estrusi dalla parte anteriore dell'animale, da dietro la testa. Sono due cornetti arancioni o rossi che producono anche una sostanza maleodorante e deterrente, acido isobutirrico e altre sostanze simili. Si ritiene che questo osmeterio serva a allontanare non tanto i predatori ma i parassitoidi, le piccole vespe o delle mosche che vanno sui bruchi per deporre le uova, perché le larve di queste mosche o queste piccole vespe si nutrono proprio del bruco quando è ancora in vita. Quindi i bruchi, per difendersi quindi dai parassitoidi, con questo osmeterio appena vengono, guardate, vedete che viene a deporre l'uovo, appena vengono sfiorati da qualcosa, cercano con questi due cornetti di mandar via l'aggressore, in questo caso il piccolo insetto che per loro rappresenta un grosso pericolo. Vi ringrazio per averci seguito, ci sentiamo tra poco con altre storie dalla Casa delle Farfalle.